Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Sempre più rischi sul lavoro e paghe troppo basse nonostante gli aumenti. Queste le condizioni in cui operano le forze dell'ordine, come denuncia il sindacato UGL FSP Polizia. Sentiamo. Raffaele Padrone, vice segretario del UGL FSP Polizia, anche alla luce delle recenti aggressioni che le forze dell'ordine hanno subito, si sente parlare di aumenti, ma questi aumenti arrivano o no? Dopo 9 anni di mancato contratto ci hanno costretto a firmare un contratto veramente burlesco che, come si può notare, porta un aumento agli agenti da 42 euro a 52 euro per i funzionari, e anche nell'Arma dei Carabinieri le cose non vanno bene, perché si parte da 16 euro per un carabiniere normale fino a 23 euro per un ufficiale, un capitano dei Carabinieri in questo caso. Io direi che piuttosto di parlare anche di aumenti, parlerei di quello che da tempo noi stiamo recriminando in UGL Polizia, nelle forze dell'ordine, ovvero le armi di difesa. Anche ieri c'è stata un'aggressione a una collega della Polfer di Taranto, perché abbiamo ancora delle strumentazioni che non sono idonee, cioè ci portano sempre alla lotta a corpo a corpo. Questo non va più bene. Abbiamo chiesto Taser, che è un'arma di difesa che non ci fa avere contatto con il malvivente, ma ancora ci sono ipotesi se poterlo utilizzare o non poterlo utilizzare. 4 marzo si avvicina, che cosa chiedete alla politica? Ma noi del 4 marzo stiamo aspettando solamente una modifica su quali sono i nostri regolamenti, ma soprattutto delle leggi speciali che permettano ai poliziotti di potersi difendere. Da Lectio Magistralis di Franco Cardini,